Sembra smuoversi qualcosa in casa Agragas. Dopo le dimissioni di Silvio Alessi sembrava che il buio fitto, invece ieri l'appello dell'avvocato Caponnetto allo stesso Alessi di continuare a restare provvisoriamente alla guida della squadra per via di un impegno che sembra essere positivo da parte degli iraniani verso la guida della società. Alessi ha ovviamente accettato. L'Agragas così è tornato ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato che sarà domenica 4 febbraio contro la Casertana. Il match si disputerà allo stadio Nicola De Simone di Siracusa alle 14:30. I biancazzurri hanno così svolto un'intensa seduta allo stadio Seneto. Tutti presenti all'allenamento diretto dal vice allenatore Leo Criaco, in quanto mister Raffaele Di Napoli è impegnato a Milano col direttore sportivo Ernesto Russello per il mercato di rafforzamento della squadra. Lavoro differenziato soltanto per il portiere Alessandro Vono. L'Agragas tornerà a allenarsi domani pomeriggio. Presenti quindi al calciomercato di Milano sia il direttore sportivo Russello che l'allenatore di Napoli. I due, tra mille difficoltà, stanno lavorando incessantemente per rinforzare la squadra in questa sessione di mercato invernale. Sia Russello che Di Napoli sono alla ricerca di quei profili idonei per dare un nuovo volto alla squadra che punta senza mezzi termini alla salvezza. Sono state intavolate diverse trattative importanti che i due esponenti della squadra agrigentina sperano di concludere nelle prossime ore per regalare ai tifosi un'Agragas più competitiva. Tanti giocatori si sono pure proposti con l'intenzione di dare il proprio contributo per salvare la categoria. E intanto il terzino Genny Russo, ceduto a titolo definitivo al Bisceglie, in una lettera dice l'addio al gigante. Oggi, dice il Russo, finisce dopo un anno e mezzo la mia esperienza calcistica ad Agrigento. Ringrazio ogni singolo tifoso e ogni singolo addetto ai lavori per avermi fatto sentire sempre a casa. Ringrazio il direttore Russello e tutto lo staff tecnico, in particolare mister Di Napoli, che in 2 anni e mezzo mi ha fatto crescere tanto sia come uomo che come calciatore. Ringrazio l'Agragas per tutte le emozioni che mi ha dato in 1 anno e mezzo, partendo dalla salvezza dello scorso anno, passando anche per i momenti più bui di quest'anno. Al Russo ovviamente va il ringraziamento alla società per la professionalità e per l'impegno dimostrato nei mesi trascorsi con l'Agragas. Intanto casa Agragas Città dei Templi comunica di avere perfezionato l'ingaggio di Ferdinando Raucci in prestito dal Bisceglie fino al termine della stagione. Raucci è un terzino sinistro classe 97, cresciuto nel settore giovanile dell'Avellino e nel recente passato ha indossato anche le maglie di Lumezzame e Torres. E torna in casa Agragas anche Urban Ziberte. La società ha chiuso l'accordo con il centrocampista sloveno che indosserà la maglia biancoceleste, un ottimo rinforzo per il centrocampo di Napoli. La notizia è stata diffusa ieri addirittura dal programma sportivo nazionale di Sky. Intanto c'è anche la notizia per una probabilità di tornare a giocare dell'ex calciatore Garufo. Un contatto tra il procuratore del giocatore e il direttore sportivo Ernesto Russello. L'ex biancazzurro è in forza al Parma e corteggiato da tanti club, ma Agrigento potrebbe essere la preferita. Garufo è il classico top player che potrebbe essere utile alla squadra. Il giocatore, dopo l'infortunio subito, ha tanta voglia di rimettersi in gioco.